Avvocato di 59 anni di Grotto e muore dopo seconda dose Pfizer, aperta inchiesta. Alcuni comuni diventeranno zona rossa, dibattito sul Green Pass per accedere ai locali. In 10 scappano dal centro d'accoglienza di Villa Sicania, feriti 2 poliziotti. 2 omicidi, Rallo, Azzarello, per un trattore rubato, 11 rinvii a giudizio. Inchiesta tua, rinvio per 10 autisti. Calcio eccellenze, tempo di iscrizioni al campionato. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Grotto, in provincia di Agrigento, un avvocato di 59 anni, Venerando Bellome, apprezzato professionista, giovedì scorso ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid Pfizer e il giorno dopo è morto improvvisamente. La Procura di Agrigento, avvalendosi della collaborazione dell'azienda sanitaria provinciale, ha disposto degli accertamenti sulle cause del decesso. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ha destato parecchio stupore nella comunità grottese la notizia della prematura scomparsa di un noto avvocato agrigentino, originario per l'appunto di Grotte, Venerando Bellomo, che all'età di 59 anni è venuto a mancare improvvisamente per via di un infarto. Sembrerebbe che le cause siano dovute alla somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer somministrato un giorno prima. La famiglia del noto legale grottese ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento per chiarire le cause del decesso e se ci sono correlazioni tra i due fatti. Non si sa infatti se la morte sia stata causata proprio dall'iniezione vaccinale, quindi sarà necessario condurre ulteriori indagini per accertare quanto è realmente accaduto all'avvocato di 59 anni. Ancora oggi non si sa se verrà effettuata l'autopsia del cadavere. I carabinieri di Agrigento, insieme a quelli di Grotte, su incarico del procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio, hanno immediatamente contattato l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha attivato il protocollo che dovrà accertare in prima battuta le possibili cause del decesso per capire se il fatto che abbia completato il ciclo vaccinale di ieri possa essere stato soltanto una tragica coincidenza o meno. Soltanto in un secondo momento si deciderà se disporre l'autopsia del professionista, che era in ottime condizioni di salute al momento della somministrazione vaccinale. Tanti sono le espressioni di cordoglio manifestate sia sui social che su altri mezzi di comunicazione per la prematura scomparsa dell'avvocato grottese, che era anche un collaboratore della rivista di Malgrado Tutto. Anche il primo cittadino di Grotte, Alfonso Provvidenza, si è unito al dolore della famiglia del professionista, affermando come abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte dell'avvocato Venerando Bellomo, un uomo di straordinaria cultura e arguzia, brillante avvocato, splendido esempio di padre e di marito. Il sindaco di Grotte esprime altresì a Letizia, Ilaria ed Enrico le più vive e sentite condoglianze della famiglia, sia da parte sua che dell'amministrazione comunale grottese. Tanti messaggi di cordoglio pervenuti all'avvocato Venerando Bellomo da parte anche di molti suoi colleghi che lo frequentavano quotidianamente, che lo conoscevano bene. Uno tra i tanti ne citiamo quello del collega Giandomenico Vivacqua, che afferma che ci mancherà la tua intelligenza confitta nel cuore dell'isola, appartata ma vigile, e la sua personale ricerca di uno stile meridiano nello sconcertante tramonto dell'Occidente. Report settimanale sul Covid dell'ASP di Agrigento. Alcuni comuni diventeranno zona rossa. Vediamo. Vi dico subito che questa è una settimana particolare perché la tendenza si è invertita, perché anche il numero di positivi sta crescendo in maniera purtroppo abbastanza decisa. Siamo stati i primi questa settimana 2 giorni fa, lo siamo anche con i dati di oggi che ci vedono al primo posto in Sicilia per l'incremento nuovi casi. Abbiamo anche qualche comune che sta per diventare zona rossa perché problemi di partecipazione a feste, a matrimoni. Abbiamo avuto un gruppo di giovani che è tornato da Malta, che ha portato qui, sono una trentina di giovani positivi e quindi hanno portato la variante Delta, hanno portato di nuovo il virus. La situazione è veramente, non voglio definirla drammatica, ma inizia a preoccuparmi. Allora, inversione di tendenza della curva che cresce dei positivi. Agrigento in testa per quanto riguarda i nuovi casi, e lo è stata il giorno 14 e lo sarà anche oggi, con riferimento ai dati di ieri.
Parliamo un attimo di ospedali. Ospedali, la situazione, vedete, a parte gli ospedali che sono, quando parliamo di Covid, adesso possiamo parlare tranquillamente di Ribera, vi dico subito che nella medicina in Ribera 4 posti occupati settimana scorsa, 13 questa settimana, siamo a più 9. E inizia a diventare seria la questione, perché anche la rianimazione ha una persona in più rispetto a settimana scorsa. Quindi se anche il ricovero inizia a aumentare, è chiaro che dobbiamo prepararci a quello a cui non vorremmo mai andare incontro, che è l'eventuale quarta ondata che metterebbe in ginocchio il mondo. Ora il punto fondamentale è sempre il vaccino. Abbiamo tutti capito che il vaccino riesce perlomeno a ridurre l'ospedalizzazione. L'assessore Razza ci fa presente che il 70% dei ricoverati in Sicilia è Novax, quindi noi abbiamo visto che il vaccino ti copre dalla malattia e quindi da ricovero. E allora l'appello sarebbe quello di fare in modo che tutti ci vaccinassimo, e soprattutto i giovani, perché i giovani sono quelli che andranno a scuola, che stanno uscendo, che partecipano alle feste. Avete letto un po' la diatriba, un po' le questioni nazionali, regionali sul Green Pass, su altro. Allora, io non voglio scendere nel particolare del politico, partitico, di corrente di destra o di sinistra, perché c'è un concetto fondamentale: la sanità non può essere etichettata di destra o di sinistra. Il Green Pass adesso sta diventando anche questo un argomento per cui la destra si schiera contro la sinistra. Chi fa sanità e chi occupa un posto come quello in cui lavoriamo noi non ci possiamo permettere il lusso di parteggiare per l'uno o per l'altro, dobbiamo dire quello che dal punto di vista sanitario è giusto. Allora, per quello che dobbiamo fare noi, ma ritengo anche per l'economia globale, cioè anche per i nostri commercianti, per i nostri albergatori, per i nostri ristoratori, per i nostri studenti, se noi non riusciamo a convincerci che con il vaccino e quindi provando che siamo vaccinati con il Green Pass, se noi non ci convinciamo che questa è l'unica soluzione, non andremo da nessuna parte. E a questo punto per me diventa importante distinguere chi è vaccinato da chi non lo è. Chi è vaccinato dal punto di vista sanitario è libero di circolare dove vuole. Chi non è vaccinato, secondo me, dovrebbe avere delle limitazioni, ma me lo dico dal punto di vista sanitario perché potenzialmente può essere una fonte di contagio, e quindi io nel mio locale, io nella mia struttura, io nel mio albergo, io nella mia attività imprenditoriale voglio essere certo che chi lavora con me o i miei ospiti, i miei turisti non corrano pericolo. Allora pretendo che ci sia la garanzia che chi viene non sia potenzialmente infettante. Non mi sembra una cosa che possa provocare clamori di altro tipo. Chi non vuole vaccinarsi, e non è un sanitario, non parliamo dei sanitari, ma stiamo parlando dei cittadini comuni, è libero di non farlo. Però non può essere libero di fare tutto quello che vuole, perché in questo momento la sua libertà finisce nel momento in cui va a intaccare la mia, in generale la sua e la mia, stiamo parlando di tutti noi. Quindi io sono un fautore del Green Pass, mi auguro che venga utilizzato, che possiamo lavorare, e chi ha avuto l'intelligenza e il buonsenso di farsi vaccinare, poi lui sì deve essere libero di poter andare dove vuole, salire sugli aerei, entrare nei ristoranti, partecipare ai matrimoni, andare al cinema, andare a ballare e fare tutto quello che si vuole. Numero di vaccini che noi è un periodo che ci siamo rimessi un po' in carreggiata di nuovo, ma sono le seconde vaccinazioni, siamo quasi sui 5.000 vaccini al giorno, abbiamo poche prime prenotazioni. I contagi aumentano, lo vedete negli altri paesi come si stanno riducendo, perché hanno ripreso a chiudere, è una condizione triste. Io vi dico che senza andare in Francia, senza andare in Olanda, che stanno rivedendo un po' le loro posizioni, vi dico che anche ad Agrigento abbiamo una richiesta di zona rossa in Fieri, perché i casi che si sono concentrati nei comuni ci impongono
di fare questo per evitare che la malattia si propaghi e contagi tutti gli altri. Capite bene che se noi andiamo in questa direzione torneremo arancioni, torneremo in una condizione che significa la distruzione di un'economia che a fatica si sta riprendendo. Dipende da ciascuno di noi. A questo punto vi dico: vaccinatevi, vacciniamoci, perché questo è l'unico modo per poter ritornare alla vita normale. Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene in riferimento alla necessità di incrementare la campagna vaccinale al fine di non precipitare nuovamente nelle restrizioni a danno soprattutto del tessuto economico e produttivo attualmente in fase di rilancio. Gramaglia afferma: non dobbiamo più tornare a richiudere ciò che oggi è aperto, e cioè la gran parte di attività e servizi. Nessuno vuole tornare alle restrizioni precedenti, non dobbiamo dimenticare quanto avvenuto subito dopo la scorsa estate, ovvero la seconda e terza ondata pandemica. Le precauzioni servono, aggiunge Gramaglia, e adesso abbiamo i vaccini con una campagna di somministrazioni in pieno svolgimento da completare, ed è per questo che è necessario sfruttare gli strumenti vigenti. Dunque, se si stanno organizzando anche all'aperto iniziative come concerti, serate nei locali ed eventi sportivi, va utilizzato il Green Pass per tutti gli accessi nel rispetto dei protocolli condivisi. La variante Delta non ci permette di abbassare la guardia. Insistiamo insieme sulla necessità per tutti di vaccinarsi, la sola vera arma per fermare definitivamente il contagio, conclude Simone Gramaglia. Gabriella Cucchiara, presidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio della provincia di Agrigento, riguardo al Green Pass per accedere ai ristoranti, sottolinea: per tutti o per nessuno, e afferma: abbiamo vissuto 300 giorni di restrizioni, da ottobre 2020 fino a maggio 2021, siamo stati chiusi per quasi 7 mesi e in questi 7 mesi, nonostante fossimo chiusi, abbiamo avuto comunque l'impennata di contagi. Se bar e ristoranti erano chiusi, vuol dire che le fonti di contagio sono altre. Non possiamo permetterci di essere approssimativi, prosegue, e limitare l'ingresso ai ristoranti per coloro che non hanno il Green Pass solo per copiare quanto disposto in Francia. La nostra realtà è ben diversa, quindi il Green Pass potrà essere valido solo se sarà esteso a tutte le attività, non solo ai pubblici esercizi, altrimenti sarebbe solamente discriminatorio e metterebbe di nuovo in grave difficoltà chi sta cercando di far ripartire la propria attività. È necessario spingere sui vaccini con senso di responsabilità, conclude. Ieri ed oggi ad Aragona una 2 giorni di Open Day aperta a tutti i cittadini over 12 anni. Tonino Butera. 2 giornate importanti per la vaccinazione al Comune di Aragona, la gente ha risposto molto bene. Signor Sindaco, una buona iniziativa, fortemente voluta dal Governo, dalla Regione, e anche il Comune ha partecipato. Sì, è stata una bella iniziativa, sono contento e ringrazio i cittadini di Aragona che come sempre dimostrano grande sensibilità, c'è stata una partecipazione massiva, spero a breve di raggiungere quasi l'immunità di gregge. Voglio ringraziare particolarmente tutti i medici di medicina di base, i medici che già sono andati in pensione, i medici dell'ASPI e l'ASPI che ci ha consentito di fare questa app vaccinale ad Aragona e che stiamo ottenendo un ottimo risultato. Giornata di vaccinazioni ad Aragona, siamo col dottor Dino Buscemi che ha coordinato questa 2 giorni, una 2 giorni importante, dottore Buscemi. Abbiamo offerto ad Aragona e agli aragonesi la possibilità di vaccinarsi proprio sul posto. Io devo dei ringraziamenti prima di tutto al direttore di distretto, dottor Ercole Marchica, nonché anche a tutti i miei colleghi che hanno alacremente lavorato oggi con me e che sono messi a disposizione della popolazione per raggiungere questo ottimo risultato. Che numeri ci sono in queste giornate? Abbiamo vaccinato circa 300 persone oggi, altrettante contiamo di vaccinarne domani. La popolazione ha risposto bene, dottore?
La popolazione è rimasta molto contenta, l'iniziativa è stata naturalmente patrocinata dal Comune che ci ha fornito tutti i suoi servizi e naturalmente non è mancato nemmeno di partecipare anche tutte le farmacie e tutte le altre professioni sanitarie che si sono dimostrate sempre disponibili ad aiutare a vaccinare e a portare a porto questo risultato. Un gruppo di 10 migranti minori non accompagnati sono riusciti a scappare ieri sera dal centro d'accoglienza Villa Sicania di Siculiana, dove si trovavano in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid. Nel tentativo di bloccare i giovani, 2 militari dell'esercito sono rimasti contusi. I giovani già dal pomeriggio avevano avviato una protesta. A loro dire avevano concluso il periodo di quarantena e chiedevano di essere trasferiti in un'altra struttura. Sia il personale di Villa Sicania che il mediatore linguistico hanno tentato di convincerli a desistere, spiegando loro che era in corso d'organizzazione il trasferimento ed era ormai solo questione di giorni. Durante le trattative però 10 migranti sono riusciti a scappare attraverso le finestre al pian terreno della struttura. Il gruppo è riuscito a disperdersi nelle campagne circostanti. Sono ancora in corso le ricerche da parte di polizia, carabinieri ed esercito. Momenti di grande paura ieri pomeriggio a Naro per un vasto incendio nei pressi del centro abitato dalla vecchia stazione e oggi casa cantoniera ANAS, dove era giacente materiale gommoso. Si è alzata una minacciosa e fitta nube nera. I vigili urbani intervenuti immediatamente hanno fatto evacuare le palazzine nell'immediata vicinanza. L'incendio ha impegnato per ore i vigili del fuoco, subito chiamati dall'assessore Lillo Burgio, preoccupati dalla vastità dell'area interessata dalle fiamme, ma anche dalla presenza sul sito di un deposito di circa 2000 litri di gas. Cambiamo argomento. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimonda, ha disposto il rinvio a giudizio di 11 imputati di Palma di Montechiaro. Si tratta di Ignazio Rallo, 40 anni, Roberto Onolfo, 29 anni, Angelo Castronovo, 64 anni, Pino Azzarello, 40 anni, Carmelo Pace, 59 anni, Giuseppe Azzarello, 23 anni, Maria Concetta Noemi Oteri, 22 anni, Giacomo Allotto, 62 anni, Gioacchino Gaetano Burgio, 50 anni, Giuseppe Giganti 44, Giuseppe Rallo 32 anni. L'inchiesta, sostenuta dai carabinieri della squadra mobile di Agrigento, ruota intorno ad una faida tra famiglie ed omicidi di Enrico Rallo, 38 anni, ferito a Palma di Montechiaro il 10 novembre del 2015 e poi morto un mese dopo all'ospedale civico di Palermo, e a quello di Salvatore Azzarello, 39 anni, ucciso in contrada Burraiti tra Agrigento, Favara e Naro il 23 agosto del 2017. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'origine della faida risale al furto di un mezzo agricolo nel 2013, che sarebbe stato commesso dai fratelli Ignazio ed Enrico Rallo a danno di Salvatore Azzarello. Azzarello avrebbe ucciso Enrico Rallo ed Ignazio Rallo. Roberto Onolfo e Giuseppe Rallo avrebbero ucciso Salvatore Azzarello. Ed Angelo Castronovo, già scampato la notte di Capodanno del 1991 alla strage del Bar 2000, provocata dal conflitto tra Cosa Nostra e Stigia, è contestata la partecipazione ad entrambi gli omicidi perché avrebbe fornito informazioni ed atti utili a compiere 2 agguati mortali. Avrebbe fissato un appuntamento trappola con Enrico Rallo e poi avrebbe informato Ignazio Rallo su dove trovare Azzarello. Prima udienza il 21 settembre innanzi la Corte d'Assise presieduta da Alfonso Malato. Ancora giudiziaria, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimonda, ha disposto il rinvio a giudizio di 10 autisti della TUA. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ad Agrigento sono imputati a vario titolo di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio perché avrebbero praticato la cresta su biglietti o deviato i percorsi arbitrariamente e per esigenze personali. Si tratta di Maurizio Butticè, 52 anni, Maurizio Camilleri, 52 anni, Giuseppe Danile, 60 anni, Giuseppe Dionisi, 52, Vincenzo Falzone, 53, Giuseppe Lattuca, 59, Michelangelo Nasser, 57 anni, Andrea
De Carmelo Russo 59 anni, Angelo Vaccarello 53 anni, Giuseppe Trupia 54 anni. La prima udienza innanzi al Tribunale è in calendario il 22 novembre prossimo. La Tua si è costituita parte civile e il vicepresidente provinciale del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, annuncia che l'associazione dei consumatori si costituirà parte civile in occasione della prossima udienza. I lavoratori delle autostrade avranno ferie ridotte, esplode la protesta. Vediamo. Abbiamo fatto richiesta all'ispettore del lavoro per incontrare l'amministrazione che non ci voleva vedere, non ci voleva sentire, perché in atto c'è una violazione gravissima del contratto collettivo nazionale del lavoro Autostrade Traforo per le ferie. Sono state ridotte le ferie agli ADI, gli agenti del settore che dovevano andare in ferie ogni anno in estate, e quindi dall'oggi a domani gli comunico che le ferie sono state ridotte a 8-10 giorni invece dei 16 come da contratto, quindi una palesissima violazione. È venuto il direttore generale accompagnato dal direttore amministrativo e quindi abbiamo cercato di vedere come fare. Il direttore generale non ne vuole sentire di come poter sistemare questa faccenda delle ferie, perché noi non baretteremo nessuna giornata di ferie per i dipendenti del CAS, e quindi come nemmeno anche per il contratto, e quindi abbiamo chiesto di come fare. Lui ha detto che a causa di questa trasformazione che c'è il contratto regionale in atto, noi non abbiamo il contratto regionale, abbiamo il contratto dello Stato del Traforo, abbiamo avuto sempre quello e quello rimaniamo, e quindi lunedì si sciopera? Sì, lunedì confermiamo lo sciopero anche per questo motivo e anche per il contratto di lavoro che ancora è bloccato, anche se è stata fatta una legge della regione siciliana e noi le leggi le dobbiamo rispettare. È stata fatta la regione della trasformazione del CAS, l'11 febbraio è in gazzetta ufficiale, legge della regione dello Stato, ma che loro attualmente non stanno attuando. Perché dal suo punto di vista si sta perdendo tutto questo tempo dopo che finalmente l'ARS ha dato un'indicazione chiara? E questo bisogna domandarlo a questa governance e all'assessorato alle infrastrutture che noi stiamo sollecitando. Già la legge però è stata fatta, è l'11 febbraio, noi partiamo da quella data, dall'11 di febbraio che è legge della regione siciliana. E quindi a questo punto tutto questo fa male, oltre alla palese violazione ai dipendenti, fa male anche all'utenza, perché noi assisteremo a grandissime file sotto il sole dell'utenza e quindi non sappiamo come fare. Da premettere che un'altra cosa molto grave, che sono stati assunti 30 trimestrali, una goccia nell'oceano, perché con 30 trimestrali non possiamo fare niente, sono stati senza qualifica e senza niente. Noi incassiamo un pedaggio, non siamo al supermercato. Noi incassiamo in pedaggio e ci vuole una figura professionale con un attestato di agente tecnico esattore. Così facendo, non so come hanno fatto ad assumere queste persone senza qualifiche, senza niente, con quale contratto. La Sicilia si dice pronta ad affrontare la sfida dell'idrogeno verde ed ospitare un modello di idrogeno valley diffuso su tutto il territorio, scommettendo dunque sulla transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Il tema dell'energia pulita e rinnovabile è una priorità del nostro governo, ma invito tutti i dipartimenti interessati a vigilare contro ogni tentativo di speculazione e di infiltrazione. Su questo non faremo sconti a nessuno. Lo ha detto il presidente della regione Nello Musumeci, concludendo i lavori di Le Energie della Sicilia. In questa 3 giorni, ha detto invece l'assessore all'energia Daniela Baglieri, abbiamo costruito sinergie, abbiamo ascoltato la comunità scientifica, le istituzioni, le imprese, gli operatori del settore per scegliere il mix che ci consente di affrontare la transizione energetica nel rispetto delle specificità dei territori siciliani secondo criteri di oggettività, intelligenza e giusti equilibri costi-benefici. Isole minori, agrifotovoltaico, biocombustibili ed economia circolare, comunità energetica e infine l'idrogeno, un'opportunità da sfruttare adesso. Stiamo lavorando per semplificare le procedure, ma non abbassare mai il livello di attenzione sulla legalità. La sfida della transizione energetica, aggiunto ancora l'assessore al territorio e ambiente, Toto Cordaro, parte sulla solida base della pianificazione ambientale che il governo della regione ha finalmente messo in campo dopo quasi 30 anni, a cominciare dal piano territoriale, dall'istituzione dell'autorità di bacino, del piano per la tutela dell'aria e di quello sull'inquinamento acustico, quello per le alluvioni, per le ispezioni delle zone a rischio, senza dimenticare la riforma urbanistica grazie all'interlocuzione di concetti quali zero consumo del suolo.
circolarità e riuso. Durante i lavori della 3 giorni sull'idrogeno è stato fatto un importante passo in avanti verso la definitiva stesura della strategia regionale varata dal governo Musumeci a gennaio, che ha coinvolto aziende, esponenti dei ministeri, docenti universitari, grandi operatori del settore come Enel, Eni e Snam, importanti enti di ricerca come Enea e CNR, dei 79 soggetti siciliani e nazionali che hanno risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Siciliana a marzo. Una prima analisi delle candidature pervenute ha consentito una classificazione dei progetti in alcuni ambiti fondamentali come la logistica e la realizzazione degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile. Esistono già aggregazioni di imprese, centri di ricerca e centri di competenze che consentirebbero di realizzare già ad oggi delle Hydrogen Valley. A beneficiarne potrebbero essere molti luoghi della Sicilia. Credo che noi abbiamo tutti i numeri in Sicilia per giocare una partita da protagonisti, non soltanto perché ci candidiamo ad essere sede di un modello innovativo e di ricerca sull'idrogeno, ma anche perché vogliamo far lavorare le piccole e medie imprese che sulla energia si stanno impegnando tanto e chiediamo alle grandi imprese di essere cooperatori per una crescita razionale di una terra che ha subito tante ingiustizie dalla mala politica e da imprenditori spregiudicati e che adesso punta a diventare modello. In una terra dove la desertificazione è già iniziata, dove il problema dell'acqua esiste e finalmente entra nell'agenda politica, il tema della energia pulita, della energia rinnovabile rimane una priorità del nostro governo, dell'assessore Baglieri, di tutti gli operatori. Torna l'appuntamento con le sere Fai d'estate al giardino della Colimbetra, un raro gioiello archeologico e agricolo nel cuore della Valle dei Templi, visite anche ai suoi ipogei scavati 2500 anni fa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via le serate Fai d'estate con le visite notturne al giardino della Colimpetra, ieri sera l'inaugurazione degli eventi estivi, alla presenza delle massime autorità cittadine, che ha visto anche la riapertura delle escursioni all'ipogeo della Porta Quinta, quindi degustazione di vini e il concerto del musicista agrigentino Filippo Portera. Dopo le 21:30 al via anche le visite notturne, una serata particolare per cominciare con fiducia e allegria la nuova estate, a detta del direttore del giardino Peppe Lopilato. Intanto si riapre e proprio perché il momento è importante abbiamo avuto il piacere di invitare alcuni amici, prima ancora che importanti esponenti del mondo istituzionale di Agrigento. Il sindaco, il prefetto erano già stati qui in un'altra occasione e ci siamo lasciati dandoci un nuovo appuntamento per rivederci qui al giardino, fare una visita guidata che ho il piacere adesso proprio di svolgere con loro e portarli dentro gli ipogei e insomma con questo piccolo momento di condivisione, di serenità, augurarci che quest'estate sia lunga e non smetta mai di farci uscire di casa e di farci stare insieme. Ecco, siamo qui per darci un augurio reciproco, tutti quanti, tra di noi e verso la città. Noi come sempre ospiteremo qui le persone con tante iniziative, i fine settimana in particolare. Faremo le visite guidate, le escursioni dentro gli ipogei, faremo anche i laboratori per i bambini e faremo anche poi gli aperitivi che tutti quanti conoscono, quindi tra le tante iniziative. Diciamo che abbiamo pensato un fine settimana da passare qui al giardino della Colimpetra, all'aperto, in mezzo alla bellezza e facendo tante iniziative, tutte all'insegna dell'allegria e della serenità, quella che tutti quanti vogliamo riconquistare. Senti, tra le buone notizie c'è anche la donazione di dolce per l'acquisto delle case montane, un fatto importante per voi che riuscirete a rivalorizzarle come? Guarda, che è una buona notizia non c'è dubbio perché chiaramente le perdite economiche che ha causato la pandemia sono terribili. Il fatto che ci sia arrivato da una parte di un imprenditore così importante, tra l'altro insomma di origine siciliana, tanto legata alla Sicilia, questo sostegno, insomma fa bene anche allo spirito, oltre diciamo che alle nostre casse, ci dà le risorse per poter restaurare le case che hanno abitato generazioni di contadini della Colimpetra, quelli che hanno costruito questo paesaggio. Lì pensiamo di raccontare
raccontare questa storia. Il progetto è in itinere e impegnerà sia noi che il Parco della Valle dei Templi, naturalmente, la soprintendenza, tutte le istituzioni, e l'obiettivo è di conquistare un'altra meta per la nostra città, per la Valle dei Templi e per il nostro futuro. Spero che sia di auspicio per una stagione che speriamo sia veramente proficua sotto il profilo del turismo. D'altra parte qui non abbiamo bisogno di molto, abbiamo già tutto. Questo è un paradiso naturale che credo che insomma, chiunque abbia la fortuna di visitarlo non può che tornare estasiato e magari ritornare. Siamo qui ospiti naturalmente di questo meraviglioso sito archeologico della nostra Agrigento. Ripeto, Agrigento città di cultura, di arte, di archeologia. Oggi siamo qui a visitare anche gli ipogei. Penso che il giardino della Colimbetra, gli ipogei, lo scenario dei templi è unico al mondo. Questo caratterizza quindi la nostra Agrigento, la nostra storia, i 2600 anni di storia che nasce non da cavernicoli, ma nasce da una grandissima città che Pindaro definì la più bella città dei mortali. Questo è importante naturalmente per noi agrigentini e poi speriamo che il post pandemia possa essere ancora più vicino, perché le notizie non sono confortanti, e speriamo quindi di poter usufruire di quello, del bene e di quello della ricchezza che noi stessi abbiamo e che spesso non ce ne siamo mai accorti. Abbiamo bisogno di ripartire, si riparte certamente mettendo insieme sia le istituzioni che la società civile, come noi in questo caso volontari, ma ci sono delle novità importanti come i 300.000 euro che sono stati investiti appunto da Domenico Dolce a proposito delle casette, le casette montane qui sopra, e quindi il FAI è più stimolato a fare degli interventi, gli altri sicuramente altri fondi verranno trovati, ma ci sono tanti progetti. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato le autorità anche con Marco Magnifico, che è sceso appositamente, e quindi progetti che riguardano il Museo di Città, il rilancio di Agrigento Capitale della Cultura e poi anche il treno storico, quindi sicuramente un momento di ripartenza che è fondamentale non soltanto per gli operatori ma anche per tutti noi cittadini che puntiamo sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico e anche sui temi dell'ambiente che il FAI rilancia per poter ritrovare speranza. Finalmente con i colleghi di Agrigento Sotterranea siamo tornati dopo una pausa lunga legata a questa malattia che ci ha perseguitato per mesi. Siamo tornati alla Colimbetra per visitare l'unico ipogeo fruibile attualmente ad Agrigento. Ricordiamo che la città è piena di ipogei e si spera in un prossimo futuro di poter aprire ai turisti e ai visitatori anche altri ipogei. Quello della Colimbetra resta sempre un ipogeo, un percorso molto suggestivo, anche perché è possibile sostanzialmente vedere all'interno dell'ipogeo anche delle concrezioni, delle stalattiti, quindi un ambiente molto interessante, aperto anche ai neofiti. Chi non ha mai fatto speleologia può tranquillamente visitare l'ipogeo, perché si tratta sostanzialmente di un lungo corridoio, quindi non ci sono grossi problemi per chi soffre di claustrofobia. Questa è una cosa veramente importante che il direttore Lopilato ha pensato, e credo sia l'unica in giro colonna sonora per un posto archeologico. Sarà questa musica che questa sera eseguirò come concerto che darà il benvenuto ai visitatori. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. L'area ad est sottostante il promontorio di Capo Rossello a Realmonte attualmente è interdetta. Mariamico ne documenta il pericolo crollo da tempo, ma vista la delicata situazione ha aspettato che gli enti preposti valutassero, ed il sindaco Sabrina Lattuca è alle prese con incontri, perizie e pareri tecnici. Vediamo. Il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e l'assessore Nino Fugallo hanno incontrato sul litorale del versante di Capo Rossello il presidente del circolo nautico Livio La Placa e gli associati per discutere sulla disponibilità avanzata al comune dagli stessi associati di installare un impianto di videocamere per monitorare e controllare l'area ad est
sottostante il promontorio di Caporossello. Il presidente La Praca, in riferimento alla valutazione emessa dal Genio Civile di una possibile fruizione solo di una porzione dello specchio d'acqua, ha chiesto l'ormeggio e lo stazionamento di piccoli natanti all'interno dell'area consentita. Durante l'incontro il sindaco ha comunicato che a seguito delle varie note inoltrate ai vari enti competenti, il Genio Civile nell'8 giugno 21, a seguito della presa visione dei luoghi e della valutazione delle condizioni geomorfologiche e topografiche dell'area, ha preposto infatti al servizio del demanio marittimo e al comune di Realmonte una nuova perimetrazione dell'area sottostante il promontorio di Caporossello, attualmente interdetta con provvedimento del maggio del 2021 della struttura territoriale, l'ex demanio marittimo. Successivamente, sempre il Genio Civile ha precisato che il rischio crollo massi calcaremitici riguarda una porzione del versante alto 1,66 m e distante circa 120 metri dall'area che potrebbe risultare fruibile. Vista la notevole distanza della zona oggetto di degrado, valutata la morfologia del versante e l'eventuale ruzzolamento al valle dei massi del promontorio, il sindaco Lattuca quindi ha preso atto della proposta del circolo nautico in attesa dei nuovi provvedimenti da parte del demanio marittimo. Io sono il presidente dell'associazione del circolo nautico di Caporossello. Noi da anni, è da 2 anni che sono il presidente, ma in ogni caso l'associazione è da tanti anni che si occupa di questo specchio d'acqua dove vengono lasciati i natanti. Dove vengono ancorati i natanti. Il Genio Civile, dopo tutta questa vicenda che c'è stata, di questa chiusura, oramai ha stabilito che il pericolo è pari a 0 e quindi questo specchio d'acqua, quello che praticamente andiamo a utilizzare noi, non ha più pericoli. E quindi, o quantomeno non è mai avuto pericoli, ma lo hanno stabilito ora. Noi abbiamo preso l'impegno col comune, abbiamo mandato pure una comunicazione per iscritto dove ci facciamo carico delle eventuali recinzioni a protezione di tutta la zona, quindi in modo che nessuno le possa oltrepassare. Ed in più abbiamo preso pure l'impegno di fare un impianto di videosorveglianza in H24 e quindi tenere sempre sotto controllo sia la situazione della gente che entra sul posto sia di eventuali crolli o pericoli vari. Stasera ho incontrato il presidente soci del circolo nautico di Realmonte, i quali mi hanno invitata per discutere sull'ordinanza di chiusura del porticciolo e relativo specchio d'acqua. Ho rappresentato che è pervenuta agli atti del comune qualche giorno fa una nota del Genio Civile con la quale si dava la possibilità si ipotizzava la possibilità di fruizione di una piccola porzione del porticciolo. Io sto aspettando che sulla base di questo parere chi di competenza possa adottare un provvedimento, anche se lo ritiene di mitigazione. Sarò, e l'ho detto già ai soci e al presidente del circolo nautico, vicina alle loro richieste, perché sono assolutamente convinta che nel rispetto della normativa e della sicurezza pubblica bisogna dare la possibilità a un territorio di crescere e di vivere. A Siculiana ha presentato il libro di Giovanni Impastato, Mio fratello, tutta una vita con Peppino. Vediamo. Presentato ieri sera al Museo Mete di Siculiana il nuovo libro di Giovanni Impastato intitolato Mio fratello, tutta una vita con Peppino, che racconta la storia del giovane giornalista e attivista politico ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. L'incontro con l'autore è stato promosso nell'ambito delle iniziative culturali dell'estate mediterranea organizzata dal Comune di Siculiana. Ci sono episodi non conosciuti, inediti, che fanno riferimento un po' alla nostra storia partendo dall'infanzia. Possiamo dire che è un libro che mancava sotto certi aspetti perché mette in evidenza un periodo storico importante e fa capire veramente come Peppino ha fatto quelle scelte. Ecco, io sono molto soddisfatto perché credo sia importante
completare un po' questa storia, perché molti particolari che sono inediti non si conoscevano. Non tutto è rimasto come prima, sono cambiate molte cose, si sono fatti dei passi avanti, molte cose sono cambiate, però ancora c'è molto da fare, bisogna fare quel salto di qualità, di mettere in difficoltà e possibilmente di sconfiggere la mafia con queste iniziative, con iniziative nelle scuole, a livello sociale, a livello culturale, in tutti i modi. Credo che l'estate possa rappresentare un momento per stare insieme anche attraverso argomenti così importanti che aiutano a riflettere. La memoria è fondamentale, noi stiamo lavorando su quello, memoria e identità, perché a volte dimentichiamo una nostra identità che invece è ricca di opportunità che ci proiettano anche nel futuro. Quindi credo che anche stasera la conversazione con l'autore è stata importante, perché ci ha fatto capire, intendo ancora una volta, se c'era bisogno, come sia importante curare e prenderci cura delle nostre radici per poter guardare con maggiore fiducia al futuro. Non potevamo iniziare meglio con Savatteri, ospitandolo qui in questo luogo che è molto familiare con i suoi personaggi di Macari. Dobbiamo dire grazie a Fabrizio Ponte, che è una persona molto preparata, e quindi lui ogni anno porta dei personaggi. Fabrizio contribuisce molto alla cultura, far capire che Custonaci, questa parte, questo luogo è un luogo fonte di cultura. Come Associazione Culturale Museo Vivente siamo molto sensibili a queste manifestazioni. È da sempre che facciamo promozione del territorio, promozione culturale e anche promozione umanitaria. Il Parco Archeologico di Segesta è un hub culturale, così ha detto l'assessore Samona. Non è una cosa semplice, anche perché i confini del parco sono enormi, cioè dal mare qui a Custonaci fino a Contessentellina, fino a Entella, però devo dire che ci sono tante energie nel territorio, per i libri, per la narrativa, per la ricerca scientifica e poi milioni di cose dal punto di vista proprio dell'educazione. Ho detto in questi giorni, sono dirigente pubblico, lavoro per lo Stato e quindi è importante che lo Stato deve presentare il meglio per questa nostra identità siciliana, la vera tradizione. Io mi auguro che questo posto possa fare un salto di qualità, perché ci sono le possibilità, non abbiamo tante energie, però con l'aiuto di tutti io spero che possiamo veramente mettere a regime anche questa bellissima tradizione agro-silvo-pastorale qui della Grotta Mangiapane, che fa parte anche dell'eredità immateriale della nostra regione siciliana, con il presepe vivente, con tutte le tradizioni importantissime che porta avanti, diciamo, da tanto tempo. Gaetano Savatteri ha ripercorso un passaggio che ha realizzato Camilleri dall'altra parte della Sicilia in questa fantomatica vivicata. Invece lui l'ha realizzato su un luogo reale, che è appunto Macari e tutto il circondario, ivi compreso Custonaci, tutta San Vito Lo Capo ovviamente, insomma tutta questa fascia della Sicilia occidentale, la città di Trapani. A settembre riprenderanno le riprese per la seconda serie e quindi è una promozione territoriale importantissima, straordinaria, e parte tutto dall'elemento culturale. Ecco, la nostra rassegna che quest'anno ha assunto questo evento con un taglio turistico non poteva non partire quest'anno, proprio in questa edizione, con Gaetano Savatteri e con questo suo volume appunto su questi personaggi straordinari che abbiamo avuto modo di apprezzare su Rai 1. Abbiamo trovato un paio di canali diretti con lui e immediatamente abbiamo, diciamo, stabilito che venisse qui alla nostra rassegna. E l'abbiamo posizionato proprio all'apertura per dare un segnale chiaro di ciò che vogliamo fare attraverso la cultura, cioè la promozione del territorio con finalità turistiche. La fortuna di questi territori, lo sai? Loro sono stati la mia fortuna perché mi hanno regalato un luogo delle ambientazioni eccezionali. Se poi possono restituire qualcosa indirettamente sono felice. Ognuno di noi è Piccenello, ognuno di noi è Lamanna, ognuno di noi è quello che tu hai saputo cogliere perché sei siciliano come noi e portare in quel contesto della fiction TV. Di esserci riuscito a farlo e anche di essere riuscito a farlo lontano da luoghi comuni. Non so quanto questo sia stato colto, ma quella era la mia intenzione, fare anche una Sicilia che non fosse vittima di troppi luoghi comuni
positivi e negativi. Grazie Gaetano di cuore per quello che hai fatto e per quello che continuerai a fare. Grazie a voi e grazie a tutta questa zona del Trapanese che è spettacolare. Calcio, eccellenza e tempo di iscrizioni al campionato. Carmelo Lentini. Oramai manca poco alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di eccellenza. 5 le agrigentine e nastri di partenza: Akragas, Canicattì, Casteltermine, Favara e Unitas Sciacca. Vediamo come si stanno preparando singolarmente. Per quanto riguarda il gigante, si attendono sviluppi societari. Se prima non si risolvono questi problemi, non si possono fare ulteriori passi avanti per la scelta del nuovo tecnico e la rosa dei calciatori. Da circa 3 settimane la presidente Sonia Giordano, stimatissima dai tifosi biancazzurri, continua ad avere dei contatti per rafforzare la base societaria. La situazione è in costante ebollizione e dentro la prossima settimana ci dovrebbe essere la classica fumata bianca. E che ci sia un certo fermento lo sanno tutti e di certo si sta lavorando per un progetto. Il Canicattì invece sta smaltendo la rosa dei calciatori. Sono andati via il difensore Ger Russello, Mario Erbini e Angelo Caronia, mentre si attende di sapere se ci sarà la riconferma o meno del tecnico Pippo Romano. Tutto questo mentre si attende l'inizio dei lavori allo stadio Carlotta Corbonaro, che consentirebbe alla squadra biancorossa di poter tornare a giocare al cospetto dei propri tifosi. Chi si sta muovendo bene in fretta è invece il Pro Favara del presidente Rino Castronovo. In questi giorni ha scelto il nuovo tecnico, si tratta di Andrea Pensabene, 63enne palermitano, un esperto tecnico per disputare un campionato da protagonista. Pensabene da calciatore ha indossato maglie importanti come quella di Trapani, Nissa, Akragas, Canicattì, Siderno e Ragusa. Nel 1994 ha iniziato come tecnico del settore giovanile rosanero per poi allenare il Trapani, l'Igea Virtus in Serie C2, Gela, Martina Franca e Manfredoni in Serie C1 e la Paganese in Lega Pro. In Serie D ha allenato Pergo Crema, Sciacca, Milazzo, Sapri, Trani, Turris, Isernia e Debolitana, con le quali ha vinto anche il campionato. Nelle ultime stagioni il neotecnico gialloblu ha guidato le panchine di Parmonval, Atletico Campofranco, Città di Scordia, Paternò e CR Messina, dove ha preso il posto di Zeman. Un po' in sordina il Casteltermini, che di recente ha organizzato degli stage per visionare i giovani del circondario. Ancora nessuna scelta per quanto riguarda il futuro tecnico, che ricordiamo in passato è stato Pino La Bianca, allenatore e grande conoscitore della categoria. Il presidente San Vito va avanti con i piedi di piombo, ma di certo alla fine saprà presentare ai nastri di partenza un complesso giovane e arrembante. Infine, per quanto riguarda l'Unitas Sciacca, la società si è messa in moto e ha riconfermato il tecnico Giuseppe Gerardi, 43enne, ex calciatore professionista in Serie B e in Serie C, con diverse squadre, tra cui Livorno, Crotone e Spezia. Nei campionati dilettanti ha allenato Raffadali, Folgore e Ribera. Dal 2019 è allenatore professionista di seconda categoria UEFA A. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.